Ringrazio l'architetto Federico. Ringrazio l'architetto Federico Cugina per le novità che ci ha portato, insomma, in merito anche alla conformità degli edifici esistenti, che non è una cosa semplice, alle deroghe, alle chiami alle deroghe, e ai crediti edilizi. Purtroppo le nostre amministrazioni hanno un grosso lavoro, insomma, sulle proprie spalle. A livello provinciale 60-61 comuni, mi sembra ci siano 19 PAT approvati, e quindi molti comuni dovranno mettere mano proprio alla propria pianificazione, quindi non sarà semplice portare a regime questa legge, e ci vorrà del tempo. Ora sono previsti gli interventi degli ordini professionali. Chiamo l'ingegnere Annalisa Rovanelli per un suo intervento. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno. È stata secondo me una mattinata molto interessante per capire dove andremo a finire. Noi abbiamo sentito parlare di norme già, diciamo, in fase di messa a regime, che ancora purtroppo come professionisti ma anche come enti non sappiamo come applicare. Mi riallaccio a quanto detto anche dai colleghi degli altri ordini, a quanto detto in questa mattinata riguardo appunto alla particolarità del territorio bellunese. Certamente dovremo capire, e qui lancio più degli spunti di riflessione, capire come applicare questa normativa sul consumo di suolo, perché lo sprawl, il famoso sprawl, interessa la pianura, interessa soprattutto l'asse Venezia, Padova, Vicenza. La storia del Veneto, il famoso modello Veneto, di cui tanto negli anni scorsi si è sentito parlare, che poi con la crisi chiaramente si è avuto una battuta d'arresto, non ha mai interessato la montagna. Nello stesso tempo però noi viviamo il problema dell'abbandono nel territorio bellunese, lo viviamo però in maniera diversa a seconda dei confini geografici, delle altitudini. Abbiamo il problema dell'abbandono delle terre alte, e quindi anche il fatto, ad esempio, che nel comune di Belluno ci sia stato un aumento, quindi un accentramento, diciamo così, della popolazione, fa riflettere, perché questo vuol dire che le terre alte o comunque le zone periferiche vengono abbandonate, quindi potrebbero andare incontro, o se non sono già andate, vanno incontro al degrado. Nello stesso tempo, fortunatamente nei comuni montani c'è turismo, c'è l'attività turistica, ma questo cosa comporta? Potrebbe comportare un consumo di suolo, un maggiore o un diverso consumo di suolo, che ad esempio mi viene da dire, così riflettendo, nei comuni della Val Belluna non c'è per gli stessi motivi. La vocazione turistica è proprio diversa da zona a zona, da comune a comune, e quindi bisognerà capire appunto anche come applicare questa norma nelle realtà, come andare a recuperare le situazioni di degrado. Altra cosa che mi è venuta in mente sentendo parlare quindi la mattinata, nello stesso momento abbiamo il problema delle caserme. Con tutte le caserme che ci sono nel territorio bellunese, anche noi avremo il rischio di creazione di vuoti urbani. Quindi è una normativa sicuramente interessante, sarà un lavoro sicuramente stimolante, ma impegnativo, impegnativo in una maniera diversa forse diciamo così, dalle province contermini. Per quanto riguarda il piano casa, del quale siamo tutti in attesa perché ormai la scadenza è prossima e quindi chiaramente dovremo capire, presumo che siamo per la maggior parte qui per questo, capire come
partire dal 1° aprile fondamentalmente, ecco, mi pare di capire, e da questo punto di vista è interessante questo cambio di, diciamo così, questo cambio di rotta nei confronti del piano casa. Siamo partiti appunto con una legge di tipo economico-finanziario. Nel 2009 il piano casa è una legge di tipo economico-finanziario, che nel tempo si è allargato le sue maglie e che spesso, forse un po' meno nelle nostre realtà perché sono più piccole, ha comportato, chiamiamolo così, passatemi il termine, qualche svarione urbanistico. Certo, diventando una legge strutturale, e con quanto ci è stato illustrato pochi minuti fa mi pare di capire che si cercherà. Signori visitatori dell'esposizione, presso Arte Fiera Colomini, padiglione C, sta per iniziare la presentazione della mostra Colori nel vento di Santa Paola. Ecco, sì, mi pare di capire che si andrà proprio nella direzione auspicata del contenimento del consumo di suolo, non regole più restrittive, ma come è giusto che sia per una legge di tipo strutturale, non più per una legge di emergenza. Sarà anche questo un lavoro impegnativo per tutti i professionisti edili, che dovranno ricalibrare quanto fatto in questi ultimi 10 anni, perché ormai il piano casa quest'anno compie 10 anni, quindi con un salto secondo me di mentalità e anche di progettualità piuttosto impegnativo, ma che forse arrivati a questo punto è il momento di fare. Queste sono un po' le riflessioni che credo ci accompagneranno anche per i prossimi mesi. Grazie. Ringrazio l'ingegnere Romanelli. Ora passo la parola a un altro dei protagonisti, insomma, degli enti protagonisti, che è la sezione costruttori di Confindustria Belluno, con la persona di Domenico Limana, vicepresidente. Sì, buongiorno a tutti. Allora, parlando per ultimo, ritengo che il mondo che io rappresento sia in prima linea su questo tipo di lavorazione. Quello che è emerso oggi, che potrei riassumere proprio in tre righe che mi ero appuntato, è che serve, o meglio manca, una strategia chiara degli strumenti funzionali che possono essere applicati in modo puntuale su tutto il territorio regionale. Potrei fermarmi qui, perché è quello che noi abbiamo bisogno. Però purtroppo riscontro che quello che abbiamo bisogno è che un'impresa oggi, più che andare in cerca di un architetto, deve cercare un avvocato. Perché tutte queste normative, tutte queste leggi che voi avete elencato sono sicuramente un grande deterrente per l'impresa, ma prima dell'impresa forse viene la signora Maria, che è stata chiamata più volte, che è l'utilizzatore finale ed è chi fa l'investimento, che questa crisi ha privato, o meglio ha tolto ai soggetti la voglia, lo stimolo di investire sul mondo della casa. Ritengo che si debba valutare una politica strategica non a spot o a tempo come una partita, ma una norma che sia consolidata, che sia costante, non che venga modificata ogni bandiera politica, ma che sia una cosa concreta. Non possiamo avere un regolamento che è un fascicolo come la Bibbia, dovremmo avere un regolamento di un protocollo di 4 pagine, come molti paesi europei, cito l'Austria che è vicina, dove ho avuto modo anche di toccare con mano. È una cosa che semplifica molto, perché i problemi oggi, uno dei problemi sicuramente è questa burocrazia che blocca completamente il poco, che è la deterrente. Un'altra cosa che tengo a precisare, dove i comuni, o meglio non abbiamo una legge che norma queste cose, è la sicurezza dei fabbricati, perché noi fermano le macchine perché non sono in classe A, cioè come si dice, non mi viene adesso la norma, però faccio rilevare e cito per esempio tutto il mondo dei fabbricati popolari che hanno
50-60 anni che non hanno nessun requisito né statico né tantomeno igienico per essere sul mercato. Questi continuano ad essere compravenduti senza nessun ostacolo. Questo ritengo che in un paese civile, in un paese dove tutti puntiamo alla sicurezza, alla qualità della vita, perché stiamo investendo milioni di pubblicità sul food, sul mangiare bene, però abbiamo delle case fatiscenti. Allora, per avere una svolta e una ripresa di questo settore, penso che la prima cosa sia la sicurezza, altrimenti la paghiamo, come è già stato spiegato molte volte, i posti remoti che costano molto di più degli investimenti che possono essere fatti. Questa cosa va a braccetto anche col sostegno dell'economia, della finanza, che è fuggito dal mondo dell'edilizia, perché oggi quando tu vai in banca chiedi un finanziamento immobiliare, anche se hai tutti i requisiti, dicono no, non ci interessa. Allora non possiamo pensare che un paese come l'Italia, che è il primo in Europa ad avere case di proprietà, perché mi sembra che siamo sopra l'80% con case di proprietà, la finanza abbia così, perché adesso parlano di una patrimoniale, ma noi l'abbiamo già pagata la patrimoniale, perché il nostro valore urbanistico si è dimezzato. Allora a queste riflessioni faccio appello al mondo politico, ai comuni, visto che anche a Belluno abbiamo un consorzio di comuni che secondo me potrebbe fare molto di più, o perlomeno uniformare certe norme invece che avere ognuno il regolamento come suo. Il mio è un appello, una riflessione perché questa categoria, questo mondo possa riprendere e avere l'interesse e la potenzialità di cui sicuramente è dotato. Grazie. Grazie Ivana, quindi diciamo che come ordine di collegi professionali abbiamo avuto modo di presentare le nostre osservazioni, contribuzioni, proposte in sede di audizione regionale, quindi già prima mi sembrava di capire che la Regione sta valutando meglio anche magari le percentuali per rendere magari degli interventi oggi molto onerosi, magari più convenienti. Adesso questo è un po' tutto nelle mani della Regione e quindi queste valutazioni, diciamo così. Adesso invito magari qualche tecnico, magari qualche rappresentante dei loro collegi se vuole intervenire, prima però cedo la parola alla regia. Magari lo mandiamo dopo. Io volevo rispondere con una battuta, mi permetto di fare una battuta, che oltre che la signora Maria che abbiamo un avvocato, anche noi abbiamo bisogno di un avvocato, perché ogni volta che scriviamo le leggi, che sono le regole del gioco, automaticamente vengono lette dagli avvocati che stanno lì soltanto a guardare quello che non è scritto, incominciano a interpretare, chi ha detto cugina, prima citava la norma di interpretazione autentica che lui deve essere lì come progetto di legge per le altezze o per l'identificabilità di alcuni fuori che sono già, con i quali noi volevamo il legislatore che deve dire una questione. Gli avvocati sono riusciti a leggere un'altra questione, è venuto fuori un discorso di time out sulla questione. So che ha bloccato moltissime attività degli enti comunali e so che ANCE, con il quale ci confrontiamo quotidianamente, perché tutto quello che facciamo viene sempre discusso ANCE, poi la quindi dalle sue accelerazioni, ai suoi tempi, alle sue riflessioni. Però ANCE e Confartigianato sono sempre, e ANCI sono sempre nel tavolo della partecipazione, quindi quello che noi abbiamo bisogno, anche se siamo ingegneri, architetti, geometri o altro, è leggere bene e scrivere. È un nostro obiettivo avere sempre in testa la semplificazione degli atti, questo sì. Un esempio non proprio edificante, Federico Cugina l'ha spiegato prima, che è il regolamento edilizio tipo, che è stato licenziato così a Roma nel 20 ottobre 2016, che purtroppo ci è calato un po' come una mannaia dall'alto, cercando di avere quei criteri di stabilizzazione, di standardizzazione e semplificazione, invece ha generato un po' di disorientamento con i termini, con quelle definizioni di forme che hanno fatto un po' di caos fra i tecnici comunali. Ripeto, io ho la massima stima e lavoro per i tecnici comunali, con i quali mi confronto quotidianamente, perché solo difficoltà di mano. Quando dice faranno una variante, faranno un adeguamento,
so il problema che hanno, perché poi devono andare a leggere, devono chiudersi un problema, se ne hanno un altro. E la standardizzazione e la semplificazione sono due parole pesanti, come quando prima ho detto io qualità e sostenibilità. E qua mi riferisco un attimo a quello che ha detto Federico. Io l'ho chiamato utopia. Utopia, uso questa massima che era di Howard Zinn, che è uno storico americano del fine 1800. Era uno storico che diceva che cos'è l'utopia. L'utopia è come l'orizzonte, è una cosa che uno vuole raggiungere, si avvicina di 20 metri e l'orizzonte si allontana di 20 metri. Mi avvicino di 200 metri e si allontana di 200 metri. Allora cosa serve? Non serve a nulla. No, serve per tracciare un percorso. Io vado in quel percorso, so che non lo raggiungerò forse con l'obiettivo della qualità, sostenibilità, standardizzazione, semplificazione, ma sicuramente mi traccia un percorso ed è quello che noi cerchiamo di fare. Poi ovviamente questo percorso è detto dall'ANCI, è detto dal Comune e ci porta alcuni adeguamenti. In mezzo ci sono gli avvocati, che non voglio perché è una categoria che io rispetto moltissimo, proprio nel quale il confronto francamente mi dà dei coni di visuale completamente diversi che uno non si aspetta nella buona fede di quando fa un atto amministrativo come la delibera 668 di qua diciamo proprio la paternità ce ne assumiamo la giunta regionale. Volevo dare un'indicazione all'ingegnere sulla questione del territorio delle zone agricole. Questa legge ha dei contenuti, la legge sul consumo di suolo, che vanno proprio a incentivare invece il recupero del territorio agricolo, quindi non solo magari in montagna, ma le specificità culturali, ma anche per esempio una novità, i terreni agricoli in centro urbano, diciamo, adesso magari non è il vostro caso, ma ci sono centri urbani che hanno territori agricoli all'interno e che da questa legge saranno ampiamente incentivati, quindi non si ragiona solo di generazione di edifici, ma si ragiona anche di territorio, quindi questo è l'invito a portare avanti questa sollecitazione. E per rispondere sulla semplificazione, essendo io un utilizzatore insieme ai colleghi professionisti, il regolamento di 4 pagine in Austria, ovviamente in Italia sapete che abbiamo un'impostazione borbonica con gli avvocati e le norme, è innanzitutto un problema di non dialogo tra norme, perché nel momento in cui abbiamo una norma urbanistica ma una norma igienico-sanitaria che prevale sulla norma urbanistica, quindi il primo problema è l'allineamento di queste due tipi di norme. Non vi cito il recente caso delle fasce di rispetto cimiteriali, che sta anche questo arrivando come una mazzata, che è un problema proprio di questo tipo, cioè una norma statale che dice una cosa e una norma urbanistica che dice un'altra. Ma questo sarà uno dei problemi, quindi non so se arriveremo al regolamento edilizio di 4 pagine, ma sicuramente possiamo arrivare come ha fatto ad esempio l'Emilia Romagna, a una non ridondanza di norme che si ripetono sempre all'interno della stessa legge, che sarebbe già un bel risultato. L'obiettivo è avere una cassetta di attrezzi, parlo dei comuni ovviamente, cui mettere mano se la politica ci chiede determinate cose o se il privato ci chiede di fare, che sia semplice, che non sia discutibile, sarà sempre discutibile dagli avvocati, però insomma che lo sia il meno possibile. Dopodiché sicuramente non si può arrivare al top, magari non si può arrivare a un bel passo in avanti. Vi faccio l'esempio, si parla di altri paesi, in Austria se io costruisco chiedo, la norma prevede che chiedo ai 4 vicini intorno, no? Provate a pensare a cosa succederebbe qua da noi se io per costruire dovessi chiedere ai miei 3 vicini, cioè proprio un fatto culturale. Quindi voglio dire, sicuramente attraverso questi sistemi di semplificazione noi arriveremo comunque, si auspica, a un discreto risultato. Poi sugli avvocati. Bene, siamo in perfetto orario, c'è lo spazio per qualche richiesta di informazioni o di domande. Prego. Sì, ho sentito prima delle percentuali e delle qualifiche energetiche per gli ampliamenti sul nuovo disegno di legge.
Volevo chiedere, siccome il piano Casa Ter contemplava il recupero dei sottotetti esistenti al 2013, mi pare, no? Ecco, questi ampliamenti del 10% sarebbero insufficienti a garantire il recupero dei sottotetti, perché basta immaginare una casa di 2 piani e un sottotetto serve almeno un 20-30%. Allora la mia domanda è questa: è previsto nel disegno di legge il mantenimento del possibile recupero dei sottotetti esistenti e che percentuale dovete riconoscere, e poi se anche i sottotetti esistenti, quindi c'è già il tetto, magari hanno già un impianto di riscaldamento anche se è soffitta eccetera, e devono anche questi rispettare la normativa energetica che ho sentito prima? Grazie. Altre domande? Volevo chiedere gentilmente, sono venuto qui apposta soprattutto per questo motivo. Personalmente ho presentato un ampliamento piano casa che è stato accettato dal Comune, quindi potrei partire con i lavori a ottobre dell'anno scorso. Ho presentato anche un parere legale perché il Comune voleva un parere legale in merito alla deroga ai confini di cui parlavate prima. A gennaio mi sono accorto che c'è anche questa sentenza del TAR che dice è costituzionale la deroga ai confini, e quindi costituzionale la legge regionale del dicembre del 2016. Confrontandomi con un avvocato mi dice c'è la possibilità, il rischio che tra un anno o due, non si sa, la Corte Costituzionale dica sì, effettivamente questa legge regionale è costituzionale, quindi può esserci anche il caso di retroattività, per cui ho la remota il rischio di possibilità che più vicino, fra 5 anni, 10 anni, non lo so, mi dica mi faccia causa e mi faccia demolire tutto. Ora io dopo 3 anni, 4 anni di sforzi, progetti, spese varie, ore, montagne di cose, di sogni, mi ritrovo a dover iniziare i lavori con l'ansia chiaramente di cosa fare, nel senso ho un titolo abilitativo che mi dice Comune tu puoi costruire, e dall'altra parte però ho 1000 perplessità perché chiaramente non so che cosa succederà. Davanti a questo cosa potete suggerirmi? Nel senso, perché se qualcuno mi diceva lascia perdere, tu non puoi farlo, facevo a meno di farlo, punto e basta. C'è una legge e un parere dell'avvocato che ho pagato che mi dice no, tu puoi farlo perché puoi andare in deroga a distanze. Oltretutto questo ampliamento sarebbe anche al 73% interrato, cioè praticamente vicino quasi non lo vede. Detto questo mi ritrovo qui per capirne chiaramente di più. Ovviamente quello che trovo totalmente fuori luogo, che dopo tanti anni insomma, di progetti e quant'altro, io posso essere anche d'accordo sul consumo del suolo, che sono d'accordissimo, possono anche il costituzionale dire è incostituzionale questa legge regionale, mi va bene, però il fatto che lo rendano retroattivo, cioè centinaia di edifici, immagino che si trovino nelle mie situazioni, che abbiano già costruito dal 2016 in poi, che cosa devono fare? Devono abbattere completamente gli edifici? Cioè, io quello che trovo folle è il fatto della retroattività, e davanti a questa domanda l'avvocato mi dice purtroppo a questo momento non si sa, perché la Corte Costituzionale può decidere che può essere retroattivo come no. Punto di domanda. In bocca al lupo, mi dice. Non è che può decidere che è retroattiva. Se c'è un'interpretazione autentica è retroattiva. Se si fa sull'interpretazione autentica per una tecnica legislativa è retroattiva d'ufficio. E quindi rischia di fare i danni che lei ha risposto. Però io non ho risposta. Ma e questi centinaia di persone che hanno costruito in tutto il Veneto con ampliamenti dietro questa legge regionale
che cosa devono fare? Cioè, non mi spiego questa cosa, non riesco a venirne fuori dal campo di questa situazione. Cioè, davanti a questa cosa io non dovrei costruire, punto, anche se ho pagato migliaia di euro di qua e di là, progettisti, strutture, sto partendo con i lavori e cioè, cosa devo fare? Cioè, grazie dei vostri suggerimenti, grazie. Va bene, mi è più facile quella sua, anche se non ha una risposta. Come dicevo prima, la norma vuole che quando c'è l'interpretazione autentica si automaticamente riporta la clessidra al 2009, fa danni perché sono 9 anni di persone che hanno lavorato nei termini di legge regionale e la legge regionale è stata fatta e è passata anche con il giudizio di Roma, è stata promulgata dopo che Roma ha fatto le valutazioni, quindi c'è la massima buona fede in tutto. Io capisco che l'avvocato rimane tiepido, non può dare incoraggiamento, è un rischio che se ne assume il proprietario ed è un gioco al massacro che è terribile, perché così come abbiamo anche l'interpretazione autentica sulle altezze e sulla edificabilità, abbiamo altre due norme, ANCE proprio ha spinto molto sulla chiedere l'interpretazione autentica, perché ci sono dei casi con i quali si stanno ponendo questi due problemi. Il problema è che non è che vale dalla legge in poi, no, dall'interpretazione autentica, vale da quando è stata fatta bene, ed è francamente molto, è una questione delicatissima, è un gioco al massacro, non so, non ho la soluzione, non posso avere la soluzione se non quella che ha detto l'avvocato, temporeggi, veda un po' se quando poi si possono perdere i titoli, comunque il titolo lei l'ha già consolidato perché se l'ha fatto a ottobre, gioca con le regole del gioco di ottobre, quindi che non sono quelle del 1° aprile prossimo, quindi il titolo lei l'ha consolidato e ce l'ha lì, quello sì, non so, mi viene di dire porti cautela perché la questione è lì, dovrebbero andare fra poco la sentenza, dicevano. Parlavano anche di un anno o due, ho parlato con un avvocato, ero al convegno di Treviso, forse anche lei martedì. C'ero anch'io, ho parlato con l'avvocato di Golaro, ma ha detto che i primi 2 anni solo lui anche lui era da parte della lei a Nicolaro come avvocato, no? No, ha parlato come Nicolaro su queste cose c'è l'occhio lungo. Ho chiesto un parere da parte sua e lui mi ha detto quello che ha ribadito lei, che non si sa, però effettivamente c'è questo rischio. E io ho detto ma è così. La retroattività qualcosa di le conviene sentire un avvocato che sia sul pezzo e quando gli dirà la voce più o meno che sta per uscire eventualmente partire e essere cautelativo al massimo, altrimenti può andare a costruire, però ha quel rischio lì che forse non si verificherà, perché non credo che la ripuglieranno più di tanto, non credo che ci avranno margine, una legge insomma alla fine non è che sì, ma però come rischio io che ancora non ho so, ma sa che domino viene fuori, un domino lei avrà i numeri chiaramente in mano di quanti avranno ampliato in deroga ai non ho idea, ma penso qualche migliaia sicuramente. Sì. Perché la lettura fatta dai giudici era che siccome è una norma di carattere straordinario non può diventare di carattere ordinario e quindi non si può. La presentazione del progetto artistico opere sonore a cura di Luciano Buoni. Come giustamente parlavo con Federico, con il quale ci vediamo in questo tavolo dei crediti edilizi, abbiamo anche degli illustri avvocati, è stato insomma, la riflessione che è venuta fuori, i giudici spero che non facciano por leggero una sentenza del genere, useranno con buon senso e sanno che effettivamente potranno dire attenzione alle prossime leggi non fare così, ma questa voleva dire quello e lasciamo andare a chiudere, serve il buon senso. No, dico che io sono uno dei pochi tecnici comunali sempre ottimista verso le cose, cioè per carità non mettiamo limite a quello che potrà succedere, in effetti non è che i giudici fanno le sentenze senza tener conto di quello che può succedere, però con questo non voglio dire niente. E sui sottotetti volevo far presente che la normativa è esattamente come è nel piano casa terra attuale,
Effettivamente è vero che c'è un problema di percentuali, quindi quel 20% se sarà la base, però dovrà essere non come inizialmente si computava anche il sottotetto, ma all'interno del sottotetto. Effettivamente può essere un problema questo sul ragionamento delle percentuali, perché data la dimensione del sottotetto, parliamo di montagna, non sì. È più semplice togliere la percentuale del Sì. No, perché effettivamente la norma è presa, ci sono dei pezzi dentro del piano casa Italia. Un'altra cosa che avevamo chiesto era la riapertura della legge 12 del 99, cioè che in effetti è uno strumento utilissimo per rigenerare senza consumare suolo, cioè quella sul recupero dei sottotetti così come sono. Questa è un'altra cosa che si cercherà di portare avanti, perché effettivamente è una legge che ha funzionato, però comporta sempre il solito sospetto che si vadano a sanare delle situazioni già, sapete che sotto il profilo politico poi